una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Ormai siamo prossimi alle festività natalizie, sotto l'albero la politica ci ha portato tutta una serie di nuovi provvedimenti, nuove leggi. Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la legislatura, campagna elettorale ormai già partita, insomma grandi movimenti. Ma poi c'è anche la cronaca di questi giorni, il voto in Catalogna, ritorna il tema dell'autonomia anche qui in Veneto con l'avvio della trattativa con lo Stato. Insomma ci sono tante novità di cui parleremo questa sera con i nostri ospiti. Ve li presento subito, inizio come sempre dalla mia sinistra, abbiamo Angelo Zuppardo. Buonasera Zuppardo, esponente di Liberi e Uguali, la nuova, come dire, coalizione, formazione del centro-sinistra, no? Esatto. Buonasera a lei. Al suo fianco Antonio Guadagnini. Buonasera Guadagnini, consigliere regionale del gruppo Siamo Veneto, no? È corretto, buonasera. Buonasera al nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Lorenzo Damiano. Buonasera Damiano, esponente del Popolo della Famiglia. Buonasera a lei. Al suo fianco Enzo Di Biasi, un ex dirigente pubblico. Lei a suo tempo, anche durante la campagna referendaria, era, diciamo così, uno degli esponenti del comitato Referendum Farlocco. Ecco, giusto così, insomma, anche i telespettatori possono capire un attimo qual è. Allora, questi sono i temi della serata, come dicevo, quindi l'attualità politica, perché di fatto le cose stanno evolvendo, stiamo arrivando al punto verso il voto che, insomma, in linea di massima dovrebbe essere ai primi giorni di marzo. Adesso staremo a vedere in questi giorni se lo scioglimento delle Camere avverrà probabilmente prima di Capodanno. Adesso staremo a vedere. Allora, come di consueto, la nostra trasmissione ha la sua rubrica in apertura che ricorda alcuni avvenimenti storici. Come sempre abbiamo la nostra sigla, quella di Memorandum, che ci anticipa quelli che sono i temi di questa serata. Memorandum, storia e memoria. 21 dicembre 1879. Nasce in Georgia Joseph Stalin. Il suo regime è considerato uno dei più sanguinari della storia. 22 dicembre 1947. L'Assemblea Costituente approva la nuova Carta Costituzionale italiana. 20 dicembre 2006. Pier Giorgio Welby ottiene che vengano sospese le cure che lo tengono in vita. Morirà poco dopo. Ecco, insomma, delle ricorrenze che in parte ci riportano anche all'attualità di questo periodo, come dicevo appunto in precedenza. Allora, iniziamo da Stalin. Anche qui la figura di Stalin in quest'ultimo periodo è stata oggetto di numerose trasmissioni. Si è parlato ovviamente della rivoluzione russa anche, ma sovietica o russa, che dir si voglia. Allora, un breve documentario per sentire alcuni particolari di Stalin. Iosif Vissarionovich Djugasvili, detto Stalin, uomo d'acciaio, nasce il 21 dicembre 1879 a Gori, in Georgia. Nella fanciullezza patisce umiliazioni, stenti e percosse dal padre, un ciabattino rissoso e beone dalle molte aspirazioni, ma la realtà frustra i suoi sogni. Sua madre si arrangia col mestiere di lavandaia a risolvere i molti problemi di una famiglia con scarse risorse finanziarie. Joseph, unico rimasto di 4 fratelli morti nella prima infanzia, conscio del suo basso gradino sociale, è carico di rancore verso i ricchi e i signorotti locali imbottiti di privilegi feudali.
La madre vedeva per Iosif un avvenire da prete, così all'età di 9 anni lo manda alla scuola ecclesiastica di Gori e poi al seminario di Tiflis. Iosif non tarda a scoprire che immagini ben diverse da quelle liturgiche balenavano nella testa di gran parte dei convittori e si adegua con entusiasmo al clima ribelle del seminario. Amore per la terra georgiana, odio contro i russi oppressori, odio contro ogni forma di repressione, compresa quella sulla lettura dei libri proibiti, Darwin, Miller, Czernyszewski. Il nazionalismo è quindi la prima scuola dell'aspirante rivoltoso. Intanto gli operai scoprono la loro forza e organizzano i primi scioperi sotto la bandiera delle nuove idee socialiste e marxiste. La doppia vita del seminarista rivoluzionario cessa con la sua espulsione dal seminario. Le tracce di Iosif si perdono per molti mesi. Riappare per organizzare il 1° maggio del 1901, ma l'onnipresente polizia zarista lo costringe alla fuga. Si rifugia presso amici compiacenti dove conosce una dolce ragazza, Keke, che diventerà la sua prima moglie. Il clima si arroventa sempre di più, si moltiplicano gli scioperi e sanguinose dimostrazioni di piazza. Ecco, beh, ci fermiamo qui perché poi la storia di Stalin ovviamente prosegue, però inizierei da De Biasi un pochino a parlare un po' di questa figura, come si diceva anche, che darà vita poi a uno dei regimi, forse il più sanguinario in assoluto. Sì. Diciamo che Joseph Stalin rappresenta la versione operativa di quello che erano le idee comuniste, che inizialmente non dovevano tradursi nel modo in cui poi sono state tradotte da Stalin, anche se questi primi accenni della sua infanzia, sia del padre che lo percoteva, sia anche questo rancore verso i ricchi, che appunto avevano avevano parecchi privilegi, dà una sufficiente spinta per capire magari anche quella sua evoluzione. Stalin, peraltro, bisogna ricordare che ha impiantato poi un regime terroristico, ha mandato in Siberia tantissimi milioni di suoi concittadini e soprattutto ha fatto fuori subito quelli che non la pensavano come lui dentro il Partito Comunista. Quindi diciamo ha fatto subito una pulizia. Ha fatto una pulizia etnica, se pensiamo a Trotsky, a Bukhanin, a tutti i vari personaggi che avevano anche, perché l'ideologia, l'analisi marxiana dei rapporti di potere all'interno della società agricola del tempo erano state correttamente individuati. Il problema è che poi la traduzione nell'organizzazione della società non poteva essere col soffocamento di due cose fondamentali, che sono la libertà di ognuno e la proprietà, che invece sono stati i punti basilari del regime comunista. Certo. Damiano, una figura, i genitori speravano forse che si facesse prete, visto che Dovremmo essere tutti chiamati a essere dei sacerdoti, nel senso che nel battesimo noi siamo tutti profeti, sacerdoti, e, diciamo, siamo autorizzati a parlare nel nome di Cristo. Probabilmente prima di Stalin anche Lenin, insomma, avevano fatto una politica, erano stati i primi in quel tempo a mettere in pratica ufficialmente con le leggi di aborti, per esempio. Lenin prima di Stalin aveva dichiarato che la famiglia non era più il centro diciamo, dell'esistenza vitale, voglio dire. Per fortuna nella tragedia del comunismo, ovviamente, di Stalin in su, si è reso conto che dopo la famiglia era ciò che era più importante. Infatti anche nel governo, nel periodo in cui Stalin governava,
si era reso conto, non so se per coscienza o per marketing, che la famiglia era la cosa più importante. Infatti erano stati aboliti gli aborti ed erano stati fatti incentivazioni per la famiglia, cosa che Lenin in quel tempo, prima ancora, aveva completamente rinunciato, tanto è che c'era stata una grande crisi, non c'era più famiglia, non c'erano più figli, c'era una disperazione. Questo ciò non toglie che ovviamente il comunismo, il nazismo, il fascismo siano stati riconosciuti come crimini contro l'umanità, ovviamente, no? Però è ovvio, no, che ci sarebbe da parlare molto su questo personaggio, anzi o addirittura non parlarne proprio più. Però nei tempi attuali c'è una dittatura di un pensiero unico che non è molto distante dal comunismo o dal nazismo, e parliamo poi di biotestamento e di altre cose. Certo. Zuppardo. Stalin non è figlio della rivoluzione, come sempre accade, le rivoluzioni, così come è stata la rivoluzione francese, poi hanno il periodo della rivoluzione. Stalin non è il figlio della rivoluzione del 17, comunque se voglia pensare, la rivoluzione del 17 è una frattura della storia, ha posto al mondo la condizione dei poveri, delle diseguaglianze, dipendentemente da come la si pensa. Stalin non è il figlio di quella rivoluzione lì, anzi Lenin sosteneva che non doveva essere lui il segretario successivo al Partito Comunista, e come sempre capita dentro le rivoluzioni, poi a vincere, no? Sempre, così è stata anche la rivoluzione francese, poi è arrivato Napoleone, poi a vincere ci sono sempre fenomeni, no? La storia procede per balzi, per poi ritornare indietro. È stato un personaggio della storia, ha costruito un grande impero, e lo ha fatto con tutte le storture, dal punto di vista storiografico, ha perseguitato gli omosessuali, ha perseguitato gli oppositori, nello stesso tempo ha costruito per 50 anni un grande impero che era l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, con cui abbiamo gestito questo mondo, così come in parte sono stati gli Stati Uniti. Insomma, storiografare con la storia non si può fare con lo sguardo. Certo, era un dittatore, è rimasto un dittatore. Quello che mi interessa dire è che è esattamente così, è molto affascinante. Lui non è il figlio della rivoluzione, lui in parte tradisce quella aspirazione che aveva avuto la rivoluzione di ottobre. Certo, Guadagnini. Ma allora Stalin è l'esplicitazione pratica di una precisa teoria filosofica, che è quella di Hegel, che ha avuto due rami che si sono sviluppati, e sono quello comunista da una parte e quello nazista e fascista dall'altro. La differenza è che nel comunismo viene tolto tutto il sacro e Dio diventa lo Stato etico. Nel fascismo nel nazismo il Dio diventa la nazione. Sono tutte idee pericolose, perché appunto teorizzano che lo Stato, ma è molto vicino anche a quello che predicava Rousseau, anche se non sembra, ma è proprio così, è che lo Stato, facendo la volontà generale, diventa un soggetto e diventa il soggetto che si incarica di fare il bene comune. Quando tu dai questa delega senza nessuna possibilità di controllarlo, chi in quel momento si sente autorizzato a perseguire il bene comune con un potere assoluto fa quello che vuole. Allora arrivano le ghigliottine, si tagliano le teste, chi commina le pene di morte molto spesso fa la stessa fine con quelli che vengono dopo di lui, da Robespierre in poi, e si instaura un sistema politico per cui il potere può distruggere qualsiasi tipo di valore, a cominciare dalla persona. Cioè, quando lo Stato diventa questo soggetto onnipotente, il primo a rimetterci è la persona, e che viene perseguitata sulla base di quello che la storia produce in quel periodo. Milioni di morti all'inizio del secolo, sia Stalin, sia Hitler, sia Mao, Pol Pot e così via, tutti figli della stessa ideologia, che è l'ideologia dello Stato etico, ma per fortuna con conseguenze molto più mitigate, e così poi arriviamo anche alla Catalogna. Quando uno Stato decide di essere più importante della persona,
o fa quello che ha fatto Stalin, ma anche quello che ha fatto Rajoy è la stessa cosa, cioè io ti impedisco di fare quello che secondo me è sbagliato, cioè delle persone vanno a votare perché ritengono di dover esprimere un'opinione, io che sono Stato ti dico tu non puoi farlo perché io sono superiore a te, io so qual è il bene della collettività e quindi tu ti posso perseguire in qualsiasi modo perché io sono il bene e tu stai cercando di contrastarmi. Ma è logica questa, una volta che tu stabilisci il principio che ha stabilito anche Rousseau, ma poi soprattutto Hegel che ha definito lo Stato etico, alla fine la persona diventa un mezzo e il fine è quello che invece dovrebbe essere lo strumento e si arriva a un bagno di sangue o alla violenza più totale. Certo, la repressione. Proprio la storia l'ha dimostrato molto chiaramente. Certo. Professor Casen. Le sfaccettature sono tante, perché una cosa fondamentale è che Stalin ha vinto la seconda guerra mondiale, quindi di Stalin fino al 1957 non si poteva parlare male, né in Russia ovviamente, né tantomeno nel resto del mondo, perché ricordiamo che Stalin andò in soccorso dell'America, degli Stati Uniti, perché quando finì la guerra in Europa, ed era una piccola parte della guerra, e se l'erano presa sulla schiena tutti i russi, c'era da finire la guerra nel Pacifico e gli americani non erano attrezzati per farlo. Ed è quello nel 1945, su richiesta di Roosevelt, Stalin dichiara guerra al Giappone, non era in guerra prima. Con gli aiuti degli americani Stalin riuscì, perché mandavano gli Stati Uniti con la legge sul lease, da cui poi viene fuori il leasing, mandavano una quantità enorme di materie prime e di altri semilavorati. E Stalin riuscì a costruire 50.000 carri armati, di quelli potenti, perché poi erano dei carri armati che dovevano passare attraverso la steppa, quindi non potevano infangarsi, come invece è successo purtroppo con i carri armati tedeschi. E quindi attaccò dalla parte della Siberia la Russia, e inizialmente lui pensava adesso mi faccio fuori la Cina e me la tengo, tant'è che mise da parte Mao Zedong e successivamente lo arpionò, perché chiaramente si rese conto che era impossibile gestire un paese così grande. Ma quello che è importante ricordare è che Stalin non parte come comunista, parte come bolscevico, che è la struttura, diciamo, la rivoluzione, l'aspetto rivoluzionario del mondo russo. E quindi praticamente lui arriva, ma c'è un altro aspetto, che non può creare il comunismo, perché sono tutti contadini, cioè il proletariato non c'è ancora, lo creerà lui portando in Unione Sovietica le grandi industrie americane, in particolare quella di Ford, e Ford si attiverà per costruire fabbriche in Unione Sovietica, ma si attiverà per costruire fabbriche anche in Germania, e Ford è quello che finanzierà poi Hitler con 30 milioni di dollari. Allora è un po' difficile far marcia indietro quando questo ha vinto la guerra di fatto, perché nella riunione a Mosca prima e poi in Turchia ad Ankara si tenta di convincere, lui tenta di convincere Roosevelt di attaccare, ma quando Roosevelt dice attacchiamo dal sud dell'Italia, dice no, ci metterà una vita arrivare fino, e quindi io ho bisogno, e quindi uno dei fautori dello sbarco di Normandia è Stalin. È proprio Stalin. E sicuramente non aveva capacità di stratega, ma un po' alla volta evidentemente di necessità virtù riuscì a fare questa cosa. Stalin è stato il più longevo dittatore ed è stata una delle espressioni della dittatura europea che nasce dal crollo dei grandi imperi. Quindi nasce Mussolini, viene fuori poi Hitler, Francisco Franco, Stalin, eccetera,
E poi naturalmente questa epoca, che è durata circa un secolo, piano piano si spegne, perché chiaramente è un anacronismo il comunismo sovietico, perché di bontà nei confronti della popolazione non ce n'è, c'è soltanto la mera dittatura, e questa dittatura comincia a essere minata dal discorso che fa il capo del Partito Comunista nella denuncia del 20° congresso del partito. Certo, certo. Adesso allora andiamo al 22 dicembre del 1947, sono passati 70 anni. 70 anni fa l'Assemblea Costituente approvava la nostra Costituzione. Allora, un breve pezzetto di uno spettacolo di Roberto Benigni. Il capo provvisorio dello Stato, vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana, vista la 18ª disposizione finale della Costituzione, promulga la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il linguaggio è l'erba è verde, capiscono anche i bambini di 2 anni. Ha detto l'Italia è una Repubblica, intanto partiamo da lì. Cosa vuol dire la Repubblica? Guardate che ora è normale, ma all'epoca non era normale. La Repubblica è una cosa modernissima, una scelta coraggiosa, non andavano di moda all'epoca, non andavano di moda, non ce n'erano tante repubbliche, quindi la scelta di tutto il popolo italiano che ha saputo scegliere per la Repubblica. E che vuol dire? Res publica, come dalla cosa pubblica, che è di tutti. Prima l'Italia non era una Repubblica perché non era di tutti, era di pochi. Con la monarchia o la dittatura era o del re o del dittatore. E il popolo non era niente, non c'era vita sociale, non possedevamo niente, quindi adesso è di tutti noi. Quando c'è la monarchia o la dittatura, il popolo o sono sudditi oppure sono servi, ma non uomini liberi. È una grande differenza, c'è una grandissima. Ci hanno fatto passare, diciamo, da un popolo informe a un popolo di soci. Siamo tutti soci. Lei a quanto sta? Al 20, al 10, al 20. Siamo tutti soci. Che vuol dire che è democratica, che vuol dire che l'abbiamo scelta noi, democraticamente. Noi l'abbiamo scelta. C'è anche meno corruzione, perché prima, volevo dire, sceglievano tutto tra sé e si spartivano tutti. Adesso invece scegliamo noi, finita la pacchia. Voi mi direte, mica tanto, ho capito, ma guardate che quando c'è il potere assoluto, il potere corrompe sempre. Se il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente, non c'è discussione. Quindi scegliamo noi. Questa è la cosa che la democrazia. E il fatto che sia pubblica, è il primo comandamento, vuol dire che è di tutti, che nessuno si può appropriare di un bene pubblico e disobbedire al primo comandamento. Allora, eccolo qua, abbiamo... Insomma, poi Benigni prosegue nella sua spiegazione. Sicuramente un momento epocale, poi entrerà in vigore dal 1° gennaio del 48, ma sicuramente De Biasi è un momento storico, chiaramente. Sì, è un momento storico e anche qui un po' come per la rivoluzione, diciamo, bolscevica, tranne i primi anni. Poi è stata subito tradita la Costituzione, nel senso che noi abbiamo ancora oggi degli articoli della Costituzione di cui non si è data attuazione. Ad esempio, se io facessi una domanda, in questi 70 anni i partiti e i sindacati hanno contato? Sì, benissimo, ci sono 2 articoli della Costituzione che ne disciplinerebbero le modalità di funzionamento, di scelta dei dirigenti, della vita democratica interna, e ancora non ci sono, per dire. E poi bisogna anche dire un'altra cosa, che la Costituzione, per tutta la giurisprudenza, è stata vissuta per
tantissimo tempo come una specie di legge che non si doveva applicare, specialmente su alcuni punti fondamentali. E anche qui, quindi la Costituzione è il bene di tutti, sì, che poi nel tempo alcune parti sono state realizzate, altre meno. È stato uno dei grandi temi durante, è stato un momento durante la campagna referendaria. Tenuto sempre poi presente che la scelta repubblicana non è stata una scelta plebiscitaria. La Repubblica ha vinto per poco più di 1 milione di voti, e su quel milione di voti ci sono anche ancora tanti, adesso, certo. La storia De Felice, sarebbe interessante, ecco. Quindi è stata una scelta, diciamo, soprattutto al nord, dai partiti che erano nel CLN, e non dobbiamo dimenticare che il sud ha vinto la monarchia. Ecco, giusto, certo, il referendum l'humus di fondo non è molto repubblicano. Facciamo un altro esempio pratico: quante volte anche nel dibattito politico attuale, penso alla battuta l'altro giorno di Di Maio, facciamo il referendum sull'euro. Esattamente, la Costituzione impedisce di fare referendum, giusto o sbagliato, su 2 tipi di materie: tasse e tributi e trattati internazionali. Allora un aspirante leader che viene a dire facciamo il referendum sull'euro, è già sbagliato dire facciamo il referendum. Cioè, quindi, come si usa dire, c'è molta nebbia, no, in Valpadana. No, prima facevo riferimento anche alla campagna referendaria, quando si è tenuto appunto il voto per la modifica della Costituzione, e in tanti si diceva ma la Costituzione va bene così, bisognerebbe applicarla. È stato, secondo me, il momento più alto della nostra storia moderna. Andrebbe studiata di più nelle scuole, anche dove non c'è l'indirizzo del diritto. L'Assemblea Costituente aveva padri nobili, magari troveremmo quello che c'era dentro quell'assemblea. I primi articoli sono, io penso, la sintesi di che cosa deve essere un paese moderno. Poi è vero, non è stata attuata, ma tutta la parte che è stato l'incontro tra le 2 grandi posizioni politiche e culturali, diciamo, del cattolicesimo democratico e della sinistra. Vorrei ricordare che in pieno regime, diciamo, dall'altra parte del muro, il Partito Comunista diede un grandissimo contributo alla realizzazione della Costituzione. E la votò, cioè è l'incontro tra le 2 grandi culture di questo paese: la cultura cattolica, cristiana, democratica, la cultura della sinistra più ampia, ma c'erano figure, anche singole personalità di grande spicco. Io trovo questa una delle cose più affascinanti e interessanti di questo paese, e trovo che in questo paese negli ultimi 25 anni c'è un problema: che la destra, che è legittimata a governare questo paese, la dico la destra più in generale, non si riconosce in quei valori. Noi abbiamo il problema che non è il tipico di tutti i paesi europei, che non abbiamo una destra repubblicana. La Lega non è un partito che si riconosce in quei valori. A maggior ragione la Lega di Salvini, che compie un'operazione che non è neanche l'operazione che aveva compiuto Bossi, che dentro di sé manteneva, diciamo, un elemento di antifascismo, che era sindacato di territorio. La Lega di Salvini è una Lega che oggi ha scelto di essere un partito nazionale e che sceglie di stare dalla parte di Le Pen, che è la destra xenofoba, a tratti anche con elementi striscianti di razzismo. Berlusconi non c'entra, il Forza Italia non è un partito diciamo di una destra repubblicana. Questo è un problema politico, secondo me. Non esiste in Europa. L'SD tedesca è un partito della destra repubblicana, i repubblicani americani sono un partito tipicamente, diciamo, della destra, che non significa che non siano legittimati al governo. Se prendono più voti devono governare, che non c'è una condivisione di quei valori che sono espressi all'interno della Costituzione. Certo, e io penso che questo sia un problema per il Paese. Damiano. Sì, Benigni ricordava l'articolo 1 della Costituzione, che è fondamentale. Purtroppo magari in questi tempi non è che il lavoro vada molto bene in Italia, anche per il crack delle banche, per una mancanza della politica che assiste questo fenomeno, ma in quegli anni riconosceva che l'articolo 29 era il pilastro
dell'Italia, non solo dell'Italia ma dell'Europa, che era fondata sulla famiglia naturale tra uomo e donna, cosa che oggi si mette in discussione, diciamo, l'ovvio, no? E tra l'altro la legge sulle unioni gay scavalca completamente ciò che è la Costituzione italiana. Non è stato chiesto un referendum all'Italia che cosa ne pensava delle unioni gay. C'è l'articolo 29, se vuoi cambiare la Costituzione chiedi a 68 milioni o quanti sono in Italia che cosa ne pensano. Quindi noi viviamo una dittatura di un pensiero unico, non siamo molto lontani dal comunismo di Lenin o di Stalin o da Hitler, che sia chiaro, perché tra il biotestamento e l'apertura dell'eutanasia adesso al 2018, se non entra la sovranità del popolo italiano, noi legalizziamo e riconosciamo un crimine che è stato diciamo, riconosciuto dal mondo intero. Quindi come Renzi col Partito Democratico, con la sua squadra, ha tentato di rovesciare la Costituzione italiana ma gli è andata male, avrebbero dovuto chiedere a milioni di italiani che cosa ne pensavano, per esempio, dell'articolo 29 per quanto riguarda l'unione gay, e che noi non condanniamo l'omosessuale ovviamente, ma se c'è uno Stato che ha delle regole, che ha un fondamento sulla Repubblica, o tu fai un cambiamento delle regole e chiedi all'Italia che cosa ne pensa, o se no vuol dire che in poche persone comandano e decidono loro quello che vogliono applicare verso un popolo italiano. Guadagnini. Allora, vorrei anche un commento a quello che dice Damiano, diciamo che siamo comunque in una situazione... Allora, prima abbiamo visto la genesi ideologica del comunismo, del fascismo, di queste ideologie totalitarie. L'ideologia opposta è quella liberale, secondo la quale, da Locke in poi, anche prima di Locke, lo Stato è solo uno strumento che una convivenza di cittadini mette in piedi, delegando dei poteri mai in via assoluta, ma sempre provvisoriamente, gli dà dei compiti, finanzia questo strumento attraverso le tasse e questo strumento è sempre subordinato all'individuo. Nella nostra Costituzione purtroppo questa ideologia liberale è sostanzialmente assente, perché è stata scritta da un incontro di ideologie che erano poco liberali, sia quella comunista, si arrivava da quella fascista che in nuce gli assomiglia moltissimo, ma anche quella cattolica, almeno quella imperante, adesso uso tomista, non è proprio tanto liberale, insomma. E si vede nella nostra Costituzione il fatto che lo Stato è considerato superiore all'individuo da diverse cose. Una è stata accennata prima, cioè lo Stato si regge sulla contribuzione dei cittadini ed è uno strumento. Impedire che si possano esprimere i cittadini in materia fiscale è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se voi andate a vedere i principi che ispirano le costituzioni anglosassoni, sia quella americana scritta sia quella inglese non scritta, cioè il principio è che non esiste nessun tipo di esercizio del potere senza, quando io pago le tasse ho il diritto di esprimermi, no taxation without representation, cioè sono i cittadini che decidono dove mettere le tasse. È esattamente l'opposto, cioè è esattamente l'opposto. In ambiente anglosassone i cittadini decidono come finanziare lo Stato e cosa lo Stato deve fare. In ambiente anglosassone si va in galera se non si pagano le tasse, appunto, tanto galera. In Italia mi pare che 130 miliardi di evasione fiscale. Volevo solo finire. Voglio dire, appunto. Partiamo allora, da lì, non dalla coda. Guarda, io ti ho ascoltato, non condivido quasi niente di quello che dici, ascolto, e tu sono anche contento che tu non condividi quello che dico io. Allora, c'è appunto questo rovesciamento per cui anche in Italia, e la Costituzione lo dimostra in diversi punti, lo Stato è visto come una struttura superiore che può imporre ai cittadini di negare dei diritti fondamentali, cioè questa cosa che non ci si può esprimere in materia fiscale non sta né in cielo né in terra. Un altro elemento chiaro del fatto che questa è una Costituzione illiberale che nega diritti fondamentali dei cittadini è l'articolo 5, quando, secondo anche la Corte Costituzionale, siccome l'Italia è una e indivisibile, io non mi posso esprimere con un referendum da proporre a chiunque in Veneto, in Lombardia, in Puglia, in Calabria sulla indipendenza, cosa che hanno fatto
La Spagna è la stessa cosa, viene da un regime franchista fascista, quindi siamo allo stesso livello. Quindi questi stati europei sono profondamente antidemocratici e antiliberali, perché sono democratici in teoria, enunciano principi che poi non riescono a realizzare. Il fatto stesso, e finisco, l'articolo 1, secondo me è anche questo sinonimo di sta roba, perché tu non puoi dire che se sei liberale e metti il cittadino sopra lo Stato, che la Repubblica è fondata sul lavoro, perché la conseguenza di quello che dice è che lo Stato lo deve fornire il lavoro, cosa che lo Stato non riesce a fare. Il principio che invece deve essere sempre difeso è la libertà di azione che crea il lavoro, non viceversa, certo. Perché sennò tu ti affidi allo Stato e poi regolarmente lo Stato ti frega, però certo. Non è mai successo diversamente. Certo, professor Casen, non è lo Stato che deve dare il lavoro, forse deve... Lo Stato, se crea lavoro, lo crea in maniera sbagliata al 90%. L'abbiamo visto in tutte le occasioni, non solo ovviamente in Italia, ma anche in altri Stati. Chi ci ha insegnato la democrazia sono stati gli americani, e la cosa strana è che non avevano nessuna tradizione democratica. Perché? Perché se noi pensiamo che 50 anni prima della fine della Prima Guerra Mondiale, per cui nasce la Costituzione, nasce uno Stato repubblicano, ancora l'America è un caos totale, non riusciva a gestirsi, ma non sapeva neanche quanti abitanti c'erano. Alla fine dell'Ottocento, nonostante ogni 5 anni facessero il censimento, non riuscivano a sapere quanti cittadini erano e dove erano, perché gli spostamenti erano talmente rapidi che era impossibile capire come stava sviluppandosi la nazione. E senza un censimento certo, a agevolare questa forma di indagine fu un ingegnere tedesco che viveva in America, Hollerith, che inventò le schede perforate. Quindi quando facevano il censimento c'era la scheda dove io dovevo scrivere di che religione sono, dove abito, che età ho, quanti figli ho, sono sposato, eccetera. Bastava con una punta di un chiodo fare un foro sul cartoncino, e questo mi consentiva di in pochissimo tempo buttare in questa macchina inventata dalla Hollerith, che poi fu il computer che fu usato fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, riuscirono a capire chi erano, dove erano, quali erano le risorse, ma mai lo Stato americano si è messo a costruire fabbriche, perché stava nei cittadini trovare il vantaggio di farlo, l'ingegnosità di farlo. Lo Stato è stupido. Lo Stato può soltanto fare delle regole intelligenti che possano governare la popolazione, che ha bisogno di un indirizzo, deve informarsi a delle regole e deve rispettare queste regole. Dopodiché la massima libertà è fondamentale, ma questa libertà noi in Europa per 2000 anni non l'abbiamo mai avuta. Non so se mi spiego. Cioè, siamo arrivati a fare... L'Europa non è un posto libero, per direttore, dai. Obama ha finanziato nella sua Roosevelt ha fatto un New Deal. Poi la democrazia americana è una forma di democrazia. La democrazia nasce, diciamo, nella storia della polis greca, nella storia dell'antica Roma, è una delle modalità con cui un paese tra quell'epoca dire che in Europa non esiste la democrazia, nasce dalla rivoluzione francese, dalla separazione dei poteri. Infatti nasce da una rivoluzione francese e partorisce. Mi scusi, allora non sto dicendo che oggi non ci sia democrazia, ma è una cosa recente. E l'euro è uno degli stimoli per riuscire a legare dei popoli che si sono sempre combattuti. Noi abbiamo fatto la guerra dei 100 anni, la guerra dei 30 anni, abbiamo ammazzato milioni di morti, la guerra dei 30 anni. Mark Twain diceva se votassimo su delle cose concrete non ci farebbero votare. No? La democrazia in Europa continentale è solo apparente, si vota su questioni che non vanno a toccare le strutture di potere, come per esempio il fatto che sulle tasse non si può votare. Cioè una democrazia che non ti permette di votare sulle tasse non è una democrazia, oppure è una democrazia, diciamo così, per finta, non è così, perché allora la conoscenza
Noi siamo una democrazia liberale perché votiamo i nostri rappresentanti. No, non è per quello che siamo liberali. Così è. Perché al di fuori del sistema liberale o c'è il nazismo o c'è il comunismo. Esatto, allora, ma il sistema liberale è quello anglosassone, è quello liberale, quello europeo non è liberale per niente, è solo democratico, nel senso che ti dicono che ogni 5 anni tu voti dei rappresentanti che però hanno poteri limitati, nel senso che per esempio se io volessi fare un referendum sull'indipendenza non lo posso fare, se voglio fare un referendum su una tassa non lo posso fare, se voglio fare un referendum sul trattato internazionale non lo posso fare, e queste sono le cose fondamentali, ma non posso farlo, aveva ragioni. La sfido a votare qualcuno e di leggerlo con questa legge elettorale. Tra l'altro. Questo magari io tiro da una parte e butto giù questo parliamo dopo. Le fondamenta della Costituzione sono nate esattamente perché da questo punto di vista il popolo che elegge i rappresentanti gli dà anche questo potere. Non è che ogni volta occorre tornare al popolo, qual è la funzione della classe dirigente? Perché no? No, non è così. La Svizzera ci torna frequentemente, spessissimo, e la Svizzera è un paesetto di 8 milioni di abitanti. Dove hanno eletto programmi che è il doppio del nostro. Anche la Grecia ha 8 milioni di abitanti, però non si riesce a governare. È meglio uno di 1,5 miliardi come la Cina, dove muoiono di fame, perfetto. Ma non è. No, stanno facendo esame l'Europa. L'Europa è democratica. Allora, l'Europa tenta di essere democratica e ce la mette tutta, ma ricordiamoci che nel 1895 eravamo alla vigilia dell'Expo di Parigi, Bava Beccari sparava dal sottozero in centro a Milano perché la gente voleva mangiare il pane e voleva anche metterci sopra il sale. I cittadini, cioè la povera gente, e ce n'era una montagna, va bene, moriva di pellagra. I Stati Uniti sono fatti la guerra civile nord e sud del mondo, sono state abbattute dopodiché dalla fine della guerra dal 1945 l'Europa scopre che è meglio cooperare, inventa la comunità europea e noi siamo questa piccola parte del mondo che è in grande difficoltà. Io penso l'Europa, con tutte le difficoltà, è la parte del mondo dove si è manifestato e dove si è manifestato il meglio del pensiero culturale, senza nulla di togliere al grande pensiero americano, ma sostenere che l'Italia, la Francia, la Germania negli ultimi 50 anni non siano stati paesi democratici, veramente stasera ci siamo bevuti tutti uno spritz di troppo, l'unico stato. Parliamo di quando c'erano i Savoia, parliamo di quando c'era Mussolini e direi che quando c'era i Savoia l'America aveva i miliardi con le frecce, voglio dire. La Chiesa che ha sempre informato e dato tono alla morale italiana non ha scoperto la democrazia, ha accettato. Ma attenzione, la democrazia non è un concetto, è un vantaggio economico. Dove c'è democrazia c'è economia, dove non c'è economia non c'è niente. L'abbiamo visto in Russia, l'abbiamo visto in Germania, eccetera. Hitler ha ammazzato 10 milioni di soldati. C'era Hitler, c'era Stalin e fino a 30 anni fa c'era Franco e il 1° ottobre di quest'anno la polizia spagnola mandata da Madrid ha bastonato e sarebbe bello far vedere qualche foto, l'abbiamo raccontato, che sono andati a votare, quindi lasciamo perdere. Abbiamo raccontato, eravamo... Allora, comunque ci proviamo. È assurdo dire che noi non abbiamo la democrazia, perché è la negazione della realtà. Che poi sia imperfetta. Ma ce l'abbiamo esattamente perché si possono dire che non c'è democrazia. Andiamo avanti, perché sennò facciamo tutta la puntata. Abbiamo ancora parecchie cose anche di attualità che dobbiamo affrontare. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito e appunto parleremo di questa ricorrenza di Pier Giorgio Welby tra poco.